Nel pomeriggio e nella serata di ieri, il tratto di spiaggia antistante lo Jesolo International Club Camping ha ospitato la prima parte di un evento dedicato al soccorso, alla sensibilizzazione e alla prevenzione aperta a cittadini, turisti, famiglie e giovani. Lo scopo è quello di far vedere ai nostri turisti, alla nostra gente, che si possono fare vacanze sicure anche qui al mare con l'ausilio di un'organizzazione che non è solo quella sanitaria del 118, del SUEM, ma è anche la collaborazione con la Guardia Costiera, con i Carabinieri, la Polizia di Stato, i Vigili del Fuoco e tutte le forze dell'ordine che con noi contribuiscono appunto a rendere il mare sicuro, la vacanza sicura. Alle ore 18 ha preso il via una dimostrazione di soccorso in mare con la simulazione di un evento critico durante una match race di barche a vela condotte anche da persone con diverse abilità, organizzata in collaborazione con Uguali nel Vento Onlus. L'esercitazione ha previsto l'attivazione del sistema di emergenza-urgenza dell'ULS 4 con il recupero in mare di una persona colta da malore. A intervenire sono stati anche il personale di salvamento di Jesolo Turismo, la Guardia Costiera, il SUEM 118 e l'Elisoccorso regionale, oltre agli altri enti coinvolti nel soccorso. Health and Rescue Day è un'iniziativa per noi molto importante a cui siamo felici di collaborare, anzitutto perché ci dà l'opportunità di dare concreta dimostrazione delle professionalità coinvolte nella sicurezza in mare e anche di fornire importanti nozioni ai nostri utenti della spiaggia appunto sulla sicurezza in mare. Dalle ore 20:30 invece l'attività si è concentrata in Piazza Milano, dove cittadini e turisti hanno potuto assistere a numerosi e istruttivi momenti formativi, dalle dimostrazioni di rianimazione cardiopolmonare alle manovre di disostruzione delle vie aeree, passando per un'esperienza immersiva sui rischi della guida dopo l'assunzione di alcol o sostanze. All'evento hanno partecipato le forze dell'ordine con la presenza dei vari mezzi di soccorso e di stand informativi, anche delle principali associazioni nazionali e del territorio, tra le quali Croce Rossa Italiana, Amici del Cuore e l'ILT. Una grande sinergia tra enti e istituzioni per fare prevenzione, dimostrando anche quanto a Jesolo la vacanza sia veramente all'insegna della sicurezza. Jesolo è sempre di più una città sicura. Pensate che in questo momento tra personale ordinario, rinforzi estivi delle varie forze dell'ordine, polizia locale compresa, abbiamo più di 200 persone in città che garantiscono notte e giorno la sicurezza in tutto il territorio di Jesolo e questo è un segnale che poi si vede sul territorio perché al di là di piccoli episodi la sicurezza a Jesolo è un bene fondamentale. Ma la sicurezza è anche sicurezza sanitaria, sappiamo che moltissimi turisti, soprattutto provenienti dall'estero, scelgono la propria meta di vacanza proprio anche in funzione della sicurezza che una destinazione garantisce. La sicurezza sanitaria è data dal pronto intervento a mare, come abbiamo visto nell'arco della giornata, ma anche in qualsiasi momento della propria vacanza, con un pronto intervento sanitario che garantisce la rete poi all'interno della sanità veneta, che ricordiamo è la più performante in Italia come qualità del servizio, ma è anche una rete di servizi che offrono non solo a chi sta male ma anche a chi ha una condizione particolare. Pensiamo al servizio di dialisi, pensiamo a Nemo Beach per la disabilità, pensiamo alla medicina turistica, alla pediatria turistica, quindi tanti piccoli servizi che garantiscono anche nell'ordinarietà e non solo nell'emergenza di poter godere di una vacanza in sicurezza a 360 gradi a Jesolo.